e tra l'altro mi hai lanciato un'introduzione perfetta, nel senso che parleremo anche di alberi. Parleremo anche di alberi. Può sembrare strano con questo titolo, ma c'è anche un albero in questa presentazione e capirete presto il perché. Bene, grazie di questo invito. Io oggi intervengo a nome e per conto della Regione del Veneto, quindi tra poco mi presenterò anche personalmente, insomma comunque l'ha già fatto il professor Munarini. Io sono Francesco Loreggian e lavoro con Etifor, che è una società benefit, uno spin-off dell'Università di Padova, e da molti anni lavoriamo con e per la Regione del Veneto, in particolare nella implementazione della strategia cicloturistica regionale. Agganciandomi anche un po' all'introduzione che ha fatto il professor Munarini, che è sempre molto bello da sentire, molto bello il suo discorso, devo dire che aggiungiamo già un altro layer, no? Cioè da tecnici possiamo guardare un po' anche al tema della ciclabilità, come ha fatto lui anche con alcune slide, con un approccio quasi GIS, e un altro layer che aggiungiamo, ecco, con questo intervento è quello turistico, che è un altro modo di vivere e di intendere la ciclabilità, che però per fortuna non è altro rispetto alla ciclabilità diciamo civile o quotidiana di tutti noi, ma è appunto un altro, è un modo ulteriore di vivere la ciclabilità che si sovrappone. In particolare, in questa presentazione ho pensato di toccare diversi punti, proprio perché mi hanno detto la platea non essere particolarmente turistica, ma più appunto con dei background tecnici da progettisti, e quindi siccome la strategia cicloturistica è incardinata in una strategia turistica a monte più ampia, parleremo un po' di questo, di capire come il cicloturismo è arrivato in Veneto, almeno dal punto di vista regionale, istituzionale, e come si inserisce proprio nel tema turistico più generale, per poi andare a vedere in dettaglio cosa si fa con questa strategia cicloturistica, cosa sta facendo la Regione, e chiudere con il progetto, diciamo, più ambizioso che c'è in questo momento nello specifico di questo tematismo, che è CycleGov, che è un progetto proprio di governance transfrontaliera che guarda in particolare all'itinerario della Monaco-Venezia. Torno un attimo a me, nel senso che appunto io sono ambasciatore della Regione Veneto, che non porta pena, quindi qualunque cosa dica io oggi non riferitela, no scherzo, però ecco, io ovviamente interpreto e cerco di interpretare al meglio il ruolo che mi è stato affidato oggi, però dall'altra parte ecco, io ho anche un background personale che vi presento, perché è un po' il modo anche in cui guardo a questo tema, in cui arrivo a questo tema. Ecco, io sono un forestale che si occupa di turismo, e questo già diciamo, io sono una persona che vive sulla bicicletta, faccio grosso modo 10.000 km all'anno, perché mi muovo quasi solo in bicicletta, tranne quando devo fare tanta strada e non riesco a collegare diversamente. E però ecco, al di là dei numeri che non mi interessano per nulla, mi interessa un po' il fatto che probabilmente la bicicletta rappresenta un po' ciò che sono, e anche il modo che poi cercherò di dare, la chiave di lettura che cerco di dare al cicloturismo, che è quello di una continua ricerca di equilibrio, no? Cioè, la bicicletta è una ricerca di equilibrio continua, ogni pedalata si deve stare in equilibrio fondamentalmente. Quindi ecco, io ho questo background, poi mi sono occupato di governance, e forse questo è il tema che mi ha portato soprattutto poi al lavoro che faccio oggi, unitamente all'esperienza turistica, perché poi io da forestale non ho fatto il dottore forestale come tanti miei colleghi, ma ho fatto l'operatore turistico, cioè io da subito ho declinato un po' il mio amore per la natura nel tentativo di portare le persone alla natura, a conoscerla, a scoprirla, ad amarla, e l'ho fatto attraverso il turismo, soprattutto con i più piccoli, con i bambini. Da sempre ho fatto l'educatore ambientale e adesso lo faccio da papà, e invece ecco, con gli adulti anche appunto con visite guidate e quant'altro. Allora, il cicloturismo in Veneto non è che ci sia una data ufficiale in cui nasce, però può essere affascinante guardare a 20 anni fa.
come un momento abbastanza significativo. E 20 anni fa c'era questa rassegna che era nella fiera di Padova, che usiamo come immagine di una bicicletta sparata nello spazio, non è esattamente la locandina di 20 anni fa, ma quasi, e che ci rappresenta proprio un'idea di bicicletta e di uso della bicicletta come attività strettamente sportiva. E nel discorso turistico, in particolare nella nostra regione, la bicicletta faceva capolino, cioè stava cominciando ad arrivare il cicloturismo prima che qualcuno l'avesse pensato. E quando si è cominciato a pensarlo era visto come una necessità per differenziare l'offerta turistica e specializzarla. Quindi in quest'ottica si sono approcciati i primi passi e la priorità che ha riconosciuto da subito la Regione era quella di fare le piste ciclabili che non c'erano. Nel 2026 abbiamo la Fiera di Padova che si presenta con vari slogan, che chiaramente hanno anche una chiave di lettura di comunicazione, però che dicono in bici ovunque, e il messaggio è evidentemente molto diverso, no? Cioè la bicicletta oggi, in particolare nel contesto del turismo, del mercato turistico, non è più un fattore di differenziazione, ma è un fattore competitivo imprescindibile, cioè una destinazione turistica non può non avere un'offerta cicloturistica. Nella nostra regione, a maggior ragione, visto il territorio e le caratteristiche di questo territorio e il tipo di offerta turistica che facciamo. La bicicletta quindi non è più un mezzo di evasione, un mezzo sportivo, un mezzo alieno, ma è un mezzo necessario di locomozione. Diciamo che tra questo, che è una lettura un po' più teorica, e la realtà c'è ancora un gap di mezzo, nel senso che io poi da pedalatore quotidiano mi rendo conto che magari fossimo già oggi a poter dire che la bicicletta è il mezzo di locomozione, insomma. Però, ecco, nel turismo un po' di più, perché quando le persone vanno in vacanza, incredibilmente si ritrova, diciamo, quella predisposizione, quel mood, forse il tempo, la volontà di sperimentare, e in bicicletta si va molto di più. Per cui, ecco, nel turismo in bicicletta, la bicicletta sta cominciando a diventare un mezzo di locomozione importante. In alcune destinazioni che hanno problemi molto seri di mobilità e di trasporto, la bicicletta diventa una soluzione a questi problemi. Anche qui, diciamo, scopriamo l'acqua calda, però in realtà è assolutamente innovativo nel contesto turistico. Adesso ci sono un po' di slide tecniche che cerco di semplificare, però è importante mettere a fuoco questa cosa. Nella regione del Veneto c'è una legge regionale del 2013 che ha individuato gli ambiti della nostra regione, gli ambiti territoriali, in destinazioni turistiche. Ne vede 17, non è la legge che ne vede 17, ma la legge dice cerchiamo di vedere e di interpretare le destinazioni turistiche. Tra poco torno per capire cos'è una destinazione turistica. Alla luce di quella definizione, che è diciamo, una definizione che viene dal mercato fondamentalmente, i territori si autodefiniscono destinazione turistica e chiedono alla regione un riconoscimento. Al termine di questo processo di riconoscimento, che oggi è quasi completo perché sono rimaste solo quelle zone grigie, queste qui, non ancora aderenti a nessun OGD, abbiamo 17 destinazioni turistiche nella regione. Alcune coincidono con quelle che chiameremmo più volgarmente località, potrebbe essere Caorle, Bibbione, Cavallino Treporti, perché hanno una rilevanza, una loro dimensione turistica che si può esaurire nel perimetro di un comune praticamente. Altre invece hanno respiro molto più ampio, come vedete l'area del Bellunese piuttosto che del Vicentino, che in realtà è frazionata in 4 diverse OGD, o l'area del Padovano, eccetera, eccetera. La regione rispetto a queste destinazioni ha un rapporto decisivo, perché nella nostra regione la legge regionale, ed ecco qua un passaggio ancora più a monte, è che in Italia il turismo è materia regionale, quindi sono le regioni a fare amministrazione del turismo, e benché ci sia un ministero del turismo che ha anche lui le sue competenze, però ecco la competenza amministrativa è regionale. E la regione nostra non esercita rispetto al sistema turistico regionale un controllo verticale stretto, ma esercita un ruolo di indirizzo e lavora sulla governance territoriale attraverso queste destinazioni turistiche, queste organizzazioni,
che in questo momento sono più o meno organizzate. Di queste 17, alcune hanno una partita IVA, un soggetto giuridico con una partita IVA che può operare, dei dipendenti che fanno cose, alcune di queste invece sono ancora e soltanto dei tavoli di confronto, dove le parti pubbliche e le parti private si confrontano per individuare una strategia comune. Come implementa la Regione la strategia allora, se non ha un sistema, diciamo, organizzativo verticale, capillare, lo fa attraverso strumenti più soft, strumenti che in particolare poi arrivano sul tema del prodotto, perché il cicloturismo, turisticamente parlando, è un prodotto turistico, attraverso degli strumenti che sono quelli dell'elenco puntato, che adesso non stiamo lì a commentare perché non stiamo qua tutto il pomeriggio. Questa è un'altra rappresentazione ancora piuttosto complessa, ma anche qui, senza andare nel dettaglio della complessità, è abbastanza intuitivo questo schema per capire il rapporto che ha il sistema regionale con i territori locali. E questo, quando poi arriviamo al cicloturismo, capirete che è importante, perché appunto la Regione definisce alcune linee strategiche generali, dà degli indirizzi. Di alcune cose si occupa anche direttamente, per esempio del cicloturismo, una parte del cicloturismo lo presidia proprio direttamente con risorse proprie, ma un'altra parte viene delegata alle DMO territoriali, che sono quelle evidenziate dai colori che si vedono in questa cartina. Le DMO territoriali a loro volta, al loro interno, hanno degli ambiti locali ancora più piccoli, che possono essere rappresentati come soggetti con i quali si dialoga da altri organismi pubblico-privati o solo pubblici o a volte addirittura solo privati. In questo senso noi usiamo l'immagine della matriosca per capire come funziona la governance turistica, perché la regione è la matriosca più grande, ma se la apriamo dentro c'è un'altra matriosca che si suppone avere sembianze simili, ma leggermente diverse, più piccola, la quale al suo interno ha un'altra matriosca ancora, che ha sempre le stesse sembianze, ma l'espressione è leggermente diversa. Cerco di essere concreto con l'esempio delle Dolomiti Bellunesi. L'area di tutta la provincia di Belluno, a prescindere dal fatto che sia una provincia amministrativa, è stata individuata come OGD, come destinazione turistica, perché ha delle caratteristiche omogenee in termini di prodotto turistico. L'area Dolomiti Bellunesi, una volta che si è guardata dentro, ha riconosciuto che al suo interno c'erano però delle ulteriori sottoaree con caratteristiche omogenee distinte le une dalle altre e quindi ha individuato 5 macro ambiti. E se avete un po' di praticità del territorio, immagino di sì, perché insomma l'area del Bellunese è tutto sommato abbastanza nota, potete facilmente intuire come la Val Belluna, quindi da Feltre all'Alpago, ha delle caratteristiche tutto sommato abbastanza omogenee che sono molto diverse dall'area del Cadore, la quale a sua volta ha delle caratteristiche diverse dall'area dell'Agordino. Okay? Quindi in questa articolazione a insiemi a matriosca c'è il disegno dell'architettura di governance del turismo. Un ultimo passaggio teorico che è bene fare prima di parlare di cicloturismo è di capire cos'è sta destinazione turistica, e questo è l'albero di cui parlavo prima. La destinazione turistica è un albero. Perché? Perché la destinazione è determinata dalla domanda principalmente, ma anche in quota parte dall'offerta, cioè laddove l'offerta, che in particolare si esprime come interpretazione dei valori di un territorio, perché l'offerta turistica, diciamo, asettica, standardizzata oggi non è più competitiva e quindi la destinazione non vede quella, non parla di quello, parla di un'offerta turistica che parte proprio dai valori territoriali, dal suolo, dove le radici del sistema territorio riescono a esprimere quei valori e farli diventare prodotto turistico. Il prodotto turistico è un insieme di esperienze e per fare delle esperienze che siano significative, concrete e quindi competitive e interessanti serve un'organizzazione. Non avviene spontaneamente questa cosa. Questo è un passaggio chiave, non molto intuitivo, perché tante volte quando noi siamo turisti, e lo siamo tutti, andiamo nei territori e diciamo godiamo dei territori in una maniera forse tante volte più estetica che relazionale, no? E c'è una grossa differenza, perché se io attraverso un territorio e guardo solo il paesaggio, cioè questo è un turismo estetico. In quel territorio posso anche fare cose, però
Quando faccio cose mi accorgo di una grossa differenza se quell'esperienza che sto facendo è un'esperienza relazionale che mi mette a contatto veramente con le persone, con la cultura, con i valori di quel territorio, anziché no. Ecco, perché questa cosa avvenga deve esserci un'organizzazione strutturata, altrimenti è del tutto randomica e tendenzialmente non funziona. Anzi, con l'aggressività che ha oggi il mercato turistico, se non c'è un'organizzazione che fa avvenire questa cosa in maniera ordinata ed efficace, il turismo si mangia letteralmente il territorio. E il turismo si mangia il territorio perché appunto i turisti, in questa metafora dell'albero, sono gli animali che vanno sull'albero, ok? Quindi abbiamo ci sono tanti tipi di animali, ci sono animali impollinatori che fanno del gran bene, ci sono animali che vanno a mangiare i frutti, e vabbè, e i frutti sono lì per quello, ma ci sono anche animali che si mangiano l'albero, come il bostrico per esempio, no? E quindi quando arriva il bostrico, come succede nei nostri boschi alpini in questo momento, si mangiano letteralmente il territorio. È quello che succede con il turismo di tanti dei nostri territori, anche nel Veneto, dove non c'è un'organizzazione. Veniamo al cicloturismo, perché il cicloturismo aggiunge a tutta sta roba che adesso ho condensato in 15 minuti la dimensione del ciclo. E qua c'è un altro problema che sembra banale, ma non è affatto, cioè il fatto che nella nostra regione il ciclo e il turismo abitano sotto a due direzioni diverse e rispondono a due assessorati diversi. Uno dice, vabbè, ma si parleranno, non nel senso sono due assessori della stessa giunta. Ecco, questo non è banale. E qua non lo dico per parlare male delle giunte regionali, lo dico perché è purtroppo normale che effettivamente sono due contenitori, due dimensioni di governance che devono stabilire un contatto tra loro e farlo funzionare. E questo non è scontato. Quindi nella nostra regione il ciclo sta sotto la direzione infrastrutture e trasporti che pianifica e realizza le infrastrutture. Sotto a queste c'è poi, con ampi gradi di autonomia, a volte totale, anzi indipendenza, c'è tutto il sistema delle province, delle città metropolitane, nonché dei comuni, nonché di tutto quello che voi conoscete molto meglio di me, perché è un po' la materia di chi fa la progettazione, e dove appunto a valle di questo sistema si pone il problema di cui parlava prima il professor Munarini, cioè la necessità di connettere più che di realizzare ulteriori cose, ognuno per conto suo. Mentre sotto il turismo c'è bisogno di guardare alle cose con un'ottica turistica, ma farlo coerentemente con le previsioni di chi sta facendo la progettazione e magari cercando anche appunto di coordinarsi e di influenzarsi positivamente a vicenda. La parte ciclo mi viene abbastanza facile rappresentarla perché abbiamo recentemente fatto un intervento insieme a Veneto Strade, ho fatto una sintesi in una slide di 65 che mi avevano fornito e quindi perdonatemi se è poverella, però ecco, di ciclo vi dico solo questo. La Veneto Strade in questo momento lavora come soggetto attuatore di questa competenza regionale presidiando in particolare le 5 ciclovie nazionali e 4 ciclovie riconosciute di interesse regionale. È curioso anche il fatto che le chiama con dei nomi che non sono gli stessi con cui le chiama la parte turismo, perché il Green Tour Treviso Stiglia nella direzione turismo si chiama I5 Treviso Stiglia e anche nei cartelli. La Greenway del Sile si chiama Gira Sile I4 o E4 perché passano due itinerari contemporaneamente, cioè quindi già in questa cosa qui, che sembra banale, capite che è un casino, cioè noi che poi giriamo in bicicletta vediamo questi cartelli che sembrano schizofrenici, perché a un certo punto, e poi magari leggi Monaco-Venezia, che apparentemente è fatto con la stessa immagine coordinata, perché è il cartello marrone, ma c'è il loghetto della Monaco-Venezia, che per un po' lo trovi, poi non lo trovi più. Poi trovi E4, poi trovi I4, poi trovi Girasile e poi Greenway del Sile. E no, cioè nel raggio di 10 km trovi 4 denominazioni diverse e non si capisce cosa sia cosa. Questo è il risultato. Complessivamente Veneto Strade sta curando la realizzazione di 550 km di ciclabili, di strade ciclabili previsti nel Veneto. Di queste la gran parte sono già realizzate o in corso. Diciamo già realizzate perché lavori in corso vuol dire che entro l'anno o poco più saranno terminate. E questa è un'infrastruttura principale, perché questa diciamo sta alla rete ciclabile complessiva, un po' come le autostrade stanno alla rete stradale per le auto, questa è un po' l'infrastruttura principale.
ed è quella a cui poi si possono innestare tutti quegli altri migliaia di chilometri di percorsi che ci sono nella nostra regione. Abbiamo realizzato con la direzione turismo e quindi con gli occhi del turismo questa carta d'insieme, che anche questa sembra una banalità, ma questa esiste da soli 2 anni, l'abbiamo fatta l'anno scorso per la Fiera del Cicloturismo di Bologna. Fino ad allora non c'era una visione d'insieme di quale fosse il reticolo turistico, ciclo turistico regionale. E questa cosa qua in realtà ci restituisce un'immagine, a mio avviso, anche confortante, cioè c'è un reticolo di base principale del tutto significativo, soprattutto se lo confrontiamo con altre regioni dove è molto più interrotto, più frammentato. Questo non è tutto in sede propria, cioè questo reticolo qui non sono tutte ciclovie che stanno in sede propria magari, però è diciamo, la rete di percorsi rispetto ai quali la regione mette la maggiore attenzione a portarli verso uno standard di sede propria, segnaletica omogenea e coerente, eccetera, eccetera. E in particolare per tutta la parte leisure, che vuol dire la cicloturismo più easy, non quello sportivo duro. Il cicloturismo sportivo, che quindi nel linguaggio turistico viene segmentato, anche se poi è tutto molto più ibrido, in road, gravel e mountain bike, viene invece governato attraverso strumenti diversi di promozione del prodotto fondamentalmente, per cui quello che fa la regione, secondo quell'architettura che vi ho mostrato prima, è invitare i territori che hanno quella vocazione a curare bene il prodotto, li supporta nella definizione degli standard qualitativi e poi una volta che gli standard sono adeguati li supporta nella comunicazione. Guardando al leisure, che è quello che la regione di cui si prende cura direttamente, e i risultati tutto sommato sono discreti, cioè a partire dalla visualizzazione di questo reticolo complessivo a questo insieme di cartine che è diciamo, il primo elemento concreto di comunicazione che si può, diciamo, sancisce l'esistenza di un itinerario cicloturistico regionale, dove c'è un'immagine coordinata che non è puramente comunicazione, ma è diciamo, l'ultimo passaggio di un lavoro di governance a monte, cioè laddove ci sono queste carte potete sapere che dietro c'è un sistema ordinato, c'è qualcuno che è in contatto con il sistema regionale complessivo che cerca di orientare uno standard che sia omogeneo. E questo sistema atterra poi anche su un allineamento e un adeguamento di tutti i canali di comunicazione turistici, che sono quindi il sito internet veneto.eu, Komoot, Outdoor Active e le carte che vi ho mostrato prima. Non è nulla di stratosferico, ok? Però quando ho iniziato io a fare questo lavoro di consulente, lasciato il lavoro da operatore, non c'era nulla di tutto questo. Cioè, o meglio, c'erano le prime carte strappo, ce n'erano un po' che erano già state fatte prima del 2020, però l'allineamento con Komoot e Outdoor Active per esempio non c'era. È una cosa che abbiamo anche fatto noi tecnicamente, i testi li ho scritti proprio io, quelli che ci sono adesso su Komoot, e sicuramente non sono i migliori possibili, cioè perché non sto dicendo questo, sto dicendo però che è appunto un lavoro apparentemente banale, ma che è stato possibile fare solo una volta che tutto quel sistema di architettura complessiva è stato allineato e messo in ordine, perché altrimenti tu scrivi delle cose che poi non esistono nella realtà. Siamo verso la fine, gli ultime 2 slide, vi mostro un altro elemento importante che ci porta al progetto innovativo, che è questo del soggetto gestore. Perché? Perché appunto un tema chiave è che una volta che abbiamo pensato tutta sta cosa, che c'è una governance, che c'è un punto di vista turistico, che c'è un mercato che arriva e abbiamo anche magari l'infrastruttura deve essere gestita. E la gestione dell'infrastruttura ha un problema immediato e molto importante che è il taglio dell'erba. Cioè, inaugurata la Treviso Stiglia, il giorno dopo i comuni erano in panico perché dovevano tagliare l'erba, perché l'hanno inaugurata un tratto, un lotto a giugno, un lotto ad agosto e c'era già l'erba alta così. Quindi c'erano già i social network che esplodevano di polemiche e quindi c'erano i sindaci che il giorno che hanno fatto il taglio del nastro erano felici, ma appena sono andati via le telecamere erano in panico per sta cosa. Come si fa? E adesso vi racconto solo l'episodio del taglio dell'erba, però evidentemente non è tutto lì. Cioè gestire un'infrastruttura come una strada ciclabile vuol dire gestire una strada.
Per fortuna un po' meno manutenzione rispetto a una camionabile, però c'è da fare una manutenzione stradale a tutti gli effetti. Se c'è anche la fruizione turistica, c'è da fare una gestione turistica, perché quando vanno i turisti, che siano poi turisti di prossimità, che siamo tutti noi quando giriamo nel weekend, o che sia uno che viene dalla Germania, devono esserci delle informazioni chiare, deve essere chiaro dove vado, se vado di là, dove si comincia un itinerario, dove finisce, dove posso andare a bere, dove posso riparare la bicicletta, dove posso parcheggiare, eccetera, eccetera, eccetera. Per fare tutta questa cosa qua, anche questo, tornando all'immagine dell'albero, non avviene spontaneamente, non basta mettere là una ciclabile e poi le cose accadranno. Okay? I bicigrill non nascono da soli, i bicigrill nascono quando c'è un sistema organizzato, ma non perché qualcuno gli dice di nascere, ma perché si creano le condizioni contestuali perché un imprenditore si senta confortato di mettere dei soldi per fare quell'iniziativa. Perché se sei nella terra di nessuno e non c'è nulla in mezzo e nulla intorno, insomma, magari qualche pazzo che fa l'investimento c'è lo stesso, però è molto più difficile. E il soggetto gestore è una buona intuizione politica della Regione Veneto che nella legge del 2019, che è una legge proprio sul cicloturismo, una legge che parla solo di questo, introduce la figura del soggetto gestore. È un articolo anche molto debole, un po' generico, perché dice due sole cose. Dice che il soggetto gestore può essere qualsiasi tipo di soggetto organizzato, pubblico, privato, misto, che deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi e realizzare attività di promozione e informazione turistica. A valle di questo enunciato, però, si sono costituiti i soggetti gestori. Più che costituiti, si sono candidati a essere soggetti gestori. Non è facile, ce ne abbiamo 3 in regione, che sono la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese per la Treviso Stiglia, l'Associazione IPA Colli Iberici per la Riviera Berica e la Provincia di Padova per l'Anello dei Colli Euganei. Questi sono gli unici 3 itinerari che hanno una gestione di questo tipo. E da ciclista devo dire che sono 3 degli itinerari che sono nelle migliori condizioni nella nostra regione, per cui i risultati poi si vedono. E in particolare l'esempio che poi noi portiamo continuamente dappertutto, quello della Treviso Stiglia, è quello che funziona meglio perché? Perché è quello che è riuscito a mettere sotto lo stesso tetto, ma proprio letteralmente intorno allo stesso tavolo, perché sono in un ufficio a Campo San Piero 3 persone che riassumono queste 3 competenze chiave: la capacità amministrativa, il presidio tecnico e la visione strategica e turistica. È difficile che coesistano queste 3 competenze in una sola persona, è abbastanza difficile che esistano in un solo ente, ma non è impossibile, nel senso che non abbiamo enti in circolazione che si occupano di queste 3 cose contemporaneamente, perché hanno diviso chi si occupa di turismo da chi si occupa di strade. E questo succede. Però ecco, il soggetto gestore, se riesce a mettere insieme queste 3 competenze, funziona. Il caso Treviso Stiglia non ve lo racconto in dettaglio perché siamo un po' in ritardo, ma vi lancio velocemente solo questo progetto dove abbiamo pensato di provare a applicare questo modello del soggetto gestore che guarda al ciclo e al turismo insieme e che lo fa non esercitando direttamente tutte le competenze, che è difficilissimo, ma facendo un lavoro di governance soprattutto molto complesso, quindi cercando di creare tutte quelle connessioni tra i soggetti competenti su un contesto ancora più sfidante che è quello internazionale. Il laboratorio su cui facciamo questo progetto è la Monaco Venezia, che è un progetto di 12-13 anni fa, che è partito bene, sta dando dei buoni risultati, ha dei suoi flussi notevoli, è molto bello, ma non ha nessun tipo di gestione, soprattutto nel tratto veneto. E quindi se i cicloturisti trovavano un itinerario fantastico nella parte tedesca, eccellente nella parte austriaca, formidabile nella parte altoatesina, quando poi si supera Cimabanche e si entra nel territorio del Veneto, il primo tratto va benone perché ancora sei circondato dalla bellezza delle Dolomiti, ma appena scollini Calalzo sei alle colonne d'Ercole e cambia tutto. Allora adesso ci ho messo un po' di ironia, ma vedo dai vostri volti che lo riconoscete questa lettura e questo progetto vuole proprio cercare di superare questo problema, creando una cornice di governance per cui abbiamo un soggetto gestore unico responsabile di tutto l'itinerario che però si appoggia a tanti gestori locali, ognuno dei quali sa che da lì a lì ha una determinata competenza e quella deve garantire. Mi fermerei qua. Grazie dell'attenzione. E scusate, ma no dai, mezz'ora, perfetto. Grazie.
Francesco, grazie mille anche per la complessità delle questioni che hai sollevato, che ci mostra che appunto occuparci di questo tema è molto anche intrigante, lasciamelo dire, cioè interessante, no? Cioè, hai dovuto occuparti di tante cose, imparare e fare tante cose oltre a quelle che sapevi. Quindi grazie anche della speranza che ci hai dato, delle cose nuove che possiamo presto avere.